Tutti i controlli sono stati effettuati egregiamente e risulta che non abbiamo nessun residuo delle sostanze tossiche. Dopo una notte trascorsa in ospedale per accertamenti, possono tirare un sospiro di sollievo i fratelli Silvano e Gino Antonello, che ieri sera hanno vissuto attimi di paura per un incendio che ha interessato il sottotetto della loro abitazione in località Salvarosa a Castelfranco. Erano da poco passate le 8 di sera quando nella villetta a 2 piani in via Vasco de Gama è saltata la corrente elettrica. Nessuno poteva immaginare che una volta riattivato l'interruttore generale un nuovo cortocircuito fosse in grado di scatenare un incendio nel materiale di isolamento del sottotetto. Un po' di danni ci sono perché comunque tutto il fumo nero che è sceso e poi un po' di fumo è sceso anche al piano terra. Nel tentativo di spegnere le fiamme generate dal cortocircuito, i 2 fratelli si sono leggermente intossicati per colpa del denso fumo inalato nelle prime operazioni di spegnimento ed entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del SUAME 118. Avendo a disposizione gli estintori siamo riusciti a superarla abbastanza velocemente, più che altro dopo un po' mi è venuto anche un po' di giramento di testa, perché dopo tutto nell'insieme e anche quell'inalazione. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto hanno lavorato 2 ore per spegnere e ripristinare le condizioni di sicurezza dello stabile. Adesso sarà necessario rifare l'impianto elettrico, ma l'edificio rimane comunque agibile. Era già fatto bene comunque, però adotteremo altre protezioni maggiori sicuramente.